Dopo l'ennesimo incidente automobilistico che si è verificato nella serata di domenica 1 giugno in Viale Cavalieri Magazzeni, che ha visto protagonista una ragazza prontamente soccorsa e condotta in ospedale per le cure del caso, il coordinatore del comitato di quartiere Cannatello, Renzo Marino, ha scritto una lettera indirizzata ad AICA, al sindaco di Agrigento, al dirigente della settore viabilità, al comando della Polizia Municipale dello stesso comune e al prefetto Caccamo della provincia di Agrigento, oggetto della missiva, la segnalazione dello stato di estrema pericolosità che si determina all'incrocio tra la via Cavalieri Magazzeni e la via dei Fiumi, ogni qualvolta viene attivata la turnazione per l'erogazione dell'acqua nella zona. Tale situazione, si legge nella nota a firma di Renzo Marino, fa sì che l'acqua dal tombino limitrofo formi un velo di acqua che, favorito dalla pendenza, attraversa la sede stradale della via Cavalieri Magazzeni in corrispondenza della curva dell'incrocio, con la conseguenza che i veicoli provenienti dai vari sensi di marcia vengono a trovarsi improvvisamente, dopo aver iniziato la curva, la strada bagnata con l'immediata perdita di aderenza del veicolo non più controllabile. La forte presa di posizione assunta dal coordinatore del comitato di quartiere Cannatello Marino muove dal fatto che gli enti preposti non hanno mai dato ascolto ai cittadini che hanno molte volte segnalato la situazione e non è stata mai affrontata da nessuna squadra di operai, né dall'AICA né dal comune. Questo stato di cose non può più essere tollerato, scrive Marino, che in tempi chiedi un immediato intervento affinché venga eliminato lo stato di pericolo. Oltre all'immediata riparazione della perdita in argomento, il comitato di quartiere di Cannatello chiede pertanto che venga installata l'opportuna segnaletica stradale verticale e orizzontale che mette in risalto la pericolosità del tratto di strada segnalato indipendentemente dalla contingente perdita idrica che ne aggrava la situazione.